Mantenere e far rispettare a tutti i livelli le misure per il distanziamento sociale, promuovere l'utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale. A parlare è il Presidente del Consiglio Conte, il quale è intervenuto al Senato, parlando in modo particolare sulla necessità di proteggersi dal virus. Come? Usando semplicemente mascherine e guanti, adesso più facilmente reperibili. Le mascherine infatti erano in vendita fino alla scorsa settimana e lo sono ancora anche nei negozi di prodotti per la casa, quindi non ci sarebbe scusa valida per ignorare il messaggio. Insomma, serve la massima prudenza e responsabilità da parte di ognuno se vogliamo veramente proiettarci nella fase 2 senza correre alcun rischio. Di fronte a certe resistenze, il governo potrebbe anche rendere obbligatorio proprio l'uso delle mascherine quando si è fuori casa. È bene ricordare a questo proposito che molti esercizi commerciali, dai panifici ai supermercati, chiedono ai clienti di accedere esclusivamente forniti di mascherina e guanti. Perché è giusto così, perché bisogna avere il massimo rispetto di sé e degli altri. Molti purtroppo, e basta dare un'occhiata per strada dopo l'ultima ordinanza di Musumeci, dimostrano di non aver capito l'importanza di utilizzare i dispositivi di protezione e vanno in giro tranquillamente come se nulla fosse. Non hanno capito che purtroppo ancora non c'è il rompete le righe ed esistono delle regole che vanno assolutamente rispettate. Certo, la voglia di uscire di casa è più che legittima, ma uscire definitivamente dalla paura e dall'incubo dipende ormai dal comportamento di ciascuno. Non complichiamo le cose se vogliamo tornare alla normalità. Basta poco per essere prudenti e aiutare ad uscire dal tunnel.